Oliver Martini, in rappresentanza dell'Associazione Piscicoltori Italiani, seconda giornata degli Stati Generali della Pesca, quest'oggi qui alla Pila di Porto Tolle. Si parla di sostenibilità e il suo intervento in ambito appunto di sostenibilità riguarda i servizi ecosistemici. Sì, io sono qui in veste API, Associazione Piscicoltori Italiani, ma anche rappresento il mondo dei vallicoltori, dei quali faccio parte. Ho anche io 2 aziende e quindi oggi raccontiamo un po' quello che facciamo all'interno delle nostre aziende, fornendo quindi per la collettività servizi ecosistemici. Servizi ecosistemici cosa sono? Sono termini nuovi appena nati, credo di aver capito che siano tutti quei servizi che servono a vantaggio dell'intera collettività in modo ovviamente positivo. Facciamo degli esempi. Noi gestiamo queste aziende vallive che sono chiuse, arginate, tenendo controllata la salinità dell'acqua, i livelli, tenendo scavati i canali, insomma tenendo viva la vita all'interno di queste zone. Tenendo un buon ambiente all'interno siamo in grado di generare in questo modo, con questo tipo di gestione attiva, 4 macro aree di servizi ecosistemici, così come si chiamano. Riguardano la regolamentazione climatica, quindi la buona gestione di queste aziende ha un effetto positivo sulla regolamentazione climatica. In che modo? Attraverso le alghe che sono nelle acque salmastre, assorbono anidride carbonica dall'atmosfera e la fissano nel suolo, quindi fanno un effetto depurativo, diciamo così, per l'aria in generale e quindi il clima. Un altro servizio ecosistemico riguarda il supporto ai cicli vitali, perché all'interno delle aziende, sempre se ben gestite e mantenute, il supporto ai cicli vitali riguarda la produzione di alghe, piante, pesci che nascono all'interno della valle, che vanno appunto ad alimentare pesci e uccelli che in valle vivono e si fermano, per quanto riguarda i migratori, sostono e poi ripartono. Un'altra fonte di servizi ecosistemici riguarda la fornitura di prodotti alimentari, perché appunto abbiamo generato un ambiente positivo, vi sono degli animali che trovano nutrimento, crescono e sono in grado di fornire all'uomo delle proteine, in modo particolare il pesce, in questo caso è anche la selvaggina. In ultimo riguardano aspetti culturali, perché manteniamo attiva e viva una cultura tutta veneta, quella che riguarda la gestione delle valli da pesca, con degli effetti positivi sull'ambiente, sulla cultura in generale. Diamo delle opportunità per la collettività di quindi usufruire e godere anche di queste bellezze, mantenendole e fornendo quindi questo ventaglio, diciamo, di servizi ecosistemici per tutta la collettività.